Dal 2014, l'Unione Europea ha chiesto alle regioni e agli Stati membri di adottare la Smart Specialization Strategy, o S3. Questa strategia richiede l'identificazione di obiettivi e priorità per concentrare gli investimenti in ricerca e innovazione in specifiche aree di interesse sulla base delle caratteristiche dell'ecosistema regionale. Insieme agli stakeholder locali, la Regione Veneto ha selezionato 6 aree prioritarie che porteranno il Veneto ad accrescere la propria innovazione e competitività, nonché la capacità di far fronte a shock sistemici. Queste aree sono Smart Agri-Food, Smart Manufacturing, Smart Health, Culture and Creativity, Smart Living and Energy, Smart Destination, più 2 missioni tecnologiche speciali, Bioeconomy e Space Economy. Tutte le aree prioritarie saranno sviluppate tenendo conto di importanti driver come la digitalizzazione, la transizione verde, il capitale umano, i servizi innovativi e i modelli di business. La prima area di priorità è Smart Agri-Food. Il settore agroalimentare del Veneto è tra i più avanzati in Italia e in Europa. Il Veneto è una terra del gusto e dei sapori di qualità, che vanta prodotti di fama mondiale coltivati con tecniche avanzate e moderne. Le strategie in quest'area prioritaria prevedono lo sviluppo di sistemi per l'agricoltura di precisione, soluzioni di agricoltura verticale, tecnologie per migliorare le culture diminuendo l'impatto ambientale, tecnologie per la gestione dei rifiuti, imballaggi intelligenti e sostenibili, tracciabilità dei prodotti, sensori per la gestione energetica delle serre, sistemi e modelli per mantenere l'equilibrio ecologico. La seconda area di priorità è Smart Manufacturing. Il Veneto è un'importante piattaforma manifatturiera, con player industriali e centri di ricerca e innovazione di eccellenza, che stanno già collaborando alla trasformazione dell'industria 4.0. Il Veneto investirà in sistemi intelligenti di realtà aumentata e virtuale, tecnologie per il riutilizzo e riciclo dei rifiuti industriali, la simbiosi industriale, i materiali innovativi, le tecnologie per un'organizzazione del lavoro più incentrata sull'uomo, l'intelligenza artificiale e soluzioni data-driven e machine learning. La terza area di priorità è Smart Health. La salute è sempre stata una priorità per il Veneto e negli ultimi anni è diventata un vero e proprio punto focale. Quest'area prioritaria si concentrerà sulla prevenzione e il miglioramento della salute e del benessere a 360 gradi. Si partirà dal cibo, attraverso l'innovazione nella nutraceutica e nel cibo funzionale, fino allo sviluppo di tessuti tecnici per la sicurezza, la telemedicina e le tecnologie assistive. Si lavorerà anche allo sviluppo di tecnologie diagnostiche avanzate per prevenire malattie, compreso l'invecchiamento precoce. La quarta area è Culture e Creativity. Gusto per il bello, cultura e creatività, know-how misto a innovazione, tradizione e alta qualità. Sono questi gli ingredienti che designer, artigiani e artisti veneti mescolano per produrre il meglio del Made in Italy esportato nel mondo. Il Veneto investirà in tecnologie per il design e la modellazione del prodotto, soluzioni per migliorare l'esperienza dell'utente e per aggiornare i modelli di business, le tecnologie per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché soluzioni multimediali e digitali. La quinta area prioritaria è Smart Living and Energy. L'idea è quella di migliorare le condizioni di vita delle persone, partendo dalla casa, come domotica, nuovi materiali, bioedilizia, design inclusivo. Alle città, ad esempio, mobilità intelligente e pulita, gestione dei rifiuti, reti intelligenti, fino all'ambiente in generale, per esempio gestione delle acque e dei disastri, monitoraggio e prevenzione dell'inquinamento, comunità energetiche, economia circolare, sviluppo dell'idrogeno verde e delle energie rinnovabili. La sesta area prioritaria è denominata Smart Destination.
Il turismo è senza dubbio uno degli asset dell'economia regionale. Il Veneto investirà sia nella conservazione del patrimonio turistico che nella biodiversità naturale, promuovendo un turismo lento e sostenibile. Offrirà al turista esperienze nuove ed emozionali, attraverso l'utilizzo di tecnologie per la realtà virtuale e aumentata, l'analisi dei big data, gli strumenti analitici predittivi e digitali, per migliorare il coinvolgimento dei turisti.